Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, fio di bestemmio come un porco, pole position, io non lo so, in qualifica alla grande, in gara, una merda. Questa è la sintesi comendiana purtroppo, cioè, non chiedetemelo sinceramente il perché, però è così, il contrario del solito, perché io di solito sempre vado bene in qualifica e bene in gara, non lo so, aspettiamo comunque mettere difficoltà massima perché non... Adesso siamo sulla penultima, con la fisica semi-pro. Appena prendo la mano bene, andiamo di pro, andiamo di reale e difficoltà massimissima, che purtroppo Fio giocando meno cioè non ho tanto tempo per allenarmi, Fio, perché sto registrando che è tardissimo, il tempo è sempre meno purtroppo. No good, no good. Non c'è niente da fare, c'è anche la caduta proprio, Vara. Sono sincero, mi stanno girando abbastanza i coglioni, la cosa è abbastanza ufficiale. Vara, Mandrioli, spendi soldi per un coglione, Dio Cristo, che non è neanche capace a guidare. Anche la caduta, vaffanculo, Vara, proprio ho i coglioni no girati di più. Male, male, male. Ci vorrà tempo prima di diventare forti, ragazzi, ma veramente tanto. Stiamo cercando di recuperare, ma la situazione è veramente disperata. Un'altra caduta. Per un Kume molto nervoso. Per un Kume quasi vendicativo. Dai fioi, dai. Dai, c'è dalla casa, fioi, dalla chiesa. Che cazzo c'è? Con Flanks. Oh, la nostra Rosy 2.0. Sì, ma non vado neanche a punti. Guarda, proprio, guarda, fioi, cioè, sto bestemmiando dentro di me che te lo giuro tirerei giù tutti i santi del paradiso, dell'inferno, del purgatorio. Perché è veramente inaccettabile cadere così e fare cagate a nastro ogni volta. E parto dalla pole, si vede che buono, lo so. Quest'anno gira così. Ho la moto che fa da cagare. Dai, dalla chiesa superato. Non so, secondo me arrivare 15esimo, cazzo. Cioè, boh, da primo. A finire che non usi rewind, ma altro che rewind. Rosy. Devo fare una gara di cuore, cazzo. La tipica gara di cuore comendiana. Dai, Danilotto. Siamo 16esimi. Stiamo anche recuperando abbastanza. Nandrolone è pazzo, Nandrolone. E vado lungo, quella puttana di tua mamma. Mamma, che è una gran troia proprio. Ma oggi veramente è un Kume scurrile più del solito. Ok, siamo 15esimi, stiamo leggermente recuperando, ma di certo non è una gran cosa. Per carità, vincere subito non è bello, però da primo a 15esimo, per carità sono caduto, però
Almeno un punticino irridato, vediamo se riusciamo a conquistarlo. Ma fanculo Rodrigo Palacio e Danissi, vabbè. Ma andate a fare in culo però, merda umano. Ma che cazzo di moto ho, Dio santo! Sta moto della chicco maledetta. L'ultimo giro mi superano tutti, io vado lungo, benissimo. Guarda, andiamo a casa che è meglio. Va. Mamma mia che disastro. Cioè se mi superano perfino quelli dietro, boh veramente, se forse hanno fatto le qualifiche più facili, non lo so. So solo che sento una moto completamente diversa. Poi sono discontinuo, una gara bene, una male, una bene, una male, una male, una bene, cioè ma vaffanculo. Lungo ancora, Dio Madonna. L'anno prossimo anno mi compro una Ferrari di moto. Se la moto Ferrari, che non esiste, me la compro, cazzo. C'è la testa rossa, la testa cazzo mi compro, Dio santo. Cioè, inaccettabile. Inaccettabile. Proviamoci. Dai che forse arriviamo anche 14esimi. Vince Cavare, noi in 14esimo posto, salviamo la baracca almeno con 2 punti, ma... Mamma mia che disastrum. Che disastrum, fioi. Giro record di Caviale. Siamo 10º nel mondiale. Sono in depressione più totale, ragazzi. La depressione continua in casa Cuba. La depressione, ho capito, ma ho già fatto una gara in Moto3, non capisco questa stronzata, devo farla cioè, nella gara singola, ma che cagata è? Soldini? Sto migliorando come mobilità. Stiamo migliorando. È che non ho speso soldi per lo staff, non ho speso soldi per quelle robe là. Prossima è Pippo Isola, ragazzi, prossima gara. Ragazzi, Pippo finalmente Isola. La pioggia proprio a Pippo Isola, cioè che sbordo, siamo a me in Australia, deve essere tempo sole meraviglioso. E 21esimo in griglia, il disastro con la pioggia, neanche in qualifica, quindi proprio il disastro più assoluto. Poi stiamo finendo male sto primo mondiale. Nel prossimo video ci saranno le ultime 2 gare. Però mi girano abbastanza i coglioni, sinceramente. Proprio... sto primo anno veramente difficile. Però c'è il tracciato bagnato, non sta piovendo adesso. Vediamo se riusciamo a portare qualche punticino irridato. Adesso magari faccio una qualifica di merda e faccio una bella gara, vediamo. Se è così veramente, ciao proprio. Siamo tra Che Guevara, se c'è anche la Binder, se c'è anche la Rosi. È la guerra politica. Comincia a piovere intanto. Ho superato un po' di gente, ma mi risupero nella curva dopo molto bene. Sono le grandi soddisfazioni della vita queste. Pippo Loi. Lui Loi, fioi. Perché lui Loi? E Loi e lui. 14esimi. Vediamo di prendere qualche punto. Il prossimo anno però deve cambiare solfa assolutamente. Non possiamo andare avanti con sta cazzo di moto. Oh, la curva che odio, porco 2, porco 3, porco 9. Ma va a cagare. Ma vai a cagare. Curva della minchia. Io sto provando a gettare il cuore oltre l'ostacolo, ragazzi. Questo sto provando a fare, ma... Mamma mia che pioggia, signori. Fatta bene però stavolta. Bella grafica, bravi, almeno questo. Però la Mahindra è veramente la moto della chicco. Mamma mia che cessume di macchine, di moto. Dai. Rodrigo Palacio deve rompere i coglioni, sto rimbambito umano.
Signori, c'è il rimbambito umano. Cioè, mai piovuto, piove in Australia, vabbè. Bavini. In verità può succedere, però cazzo. Siamo 14esimi, lontanissimi da tutto. Lontanissimo dalle posizioni che contano. Se bisogna solo capire se riesco a prendermi una moto più forte, perché sennò sono veramente dolori, Cioè, almeno decimo nel mondiale voglio rimanerci, però, questo sì. Credo che le ultime gare, a parte... Vabbè, concentriamoci, dai. Buttati che è morbido. Ok. Dai 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 dai. Sfruttiamo la scia su McChicken. Qua la rischio, qua la rischio. L'ho presa anche abbastanza bene in realtà. 11esimi paradossalmente fino adesso. Sto facendo una gara migliore rispetto alla qualifica. È veramente paradossale. È tutto paradossale, raga. È tutto molto strano in questo mondo di MotoGP. Occhio. Occhio Kume. Concentration per le ultime curve. Dai, 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 dai. Niente da fare. Vabbè, 11esimo non è neanche malissimo in realtà. Però poteva andare sicuramente meglio. Fanculo. Vabbè. Giro record di chi? Ah, ok, di Bulegotto. Siamo sempre decimi nel mondiale, siamo lontani da Antonelli, sarà molto molto duro. Ah, Mir ha vinto il campionato matematicamente, intanto. Complimenti, Mir, complimenti. Miraggio l'ha vinto. Quel troione di Miraggio, figlio. Il troione biblico, signori. Stiamo migliorando, per fortuna. Il mio pilota è una merda umana. Ok raga, il prossimo video, ultime 2 gare del mondiale. Fino c'è un po' di depressione in casa Cuba. Ciao! Ciao!